Comandante, ad Agrigento a raccogliere una eredità importante, quella del suo predecessore Stinco, non sarà facile ovviamente. Assolutamente, sono onorato di intraprendere il servizio sulla provincia di Agrigento, è un incarico molto importante, è un incarico in un territorio che è ricco di storia, di cultura, di tradizioni, è ricco di bellezze paesaggistiche e naturali ed è ricco anche di un notevole potenziale. In questo territorio l'Arma continuerà a operare come ha fatto finora, continuerà nel suo impegno al fianco dei cittadini, continuerà nel senso della collaborazione interistituzionale, quindi collaborerà strettamente al fianco della magistratura, con le procure distrettuali di Palermo, con la procura di Agrigento, con la procura di Sciacca, collaborerà con le altre forze di polizia sotto il coordinamento del prefetto per garantire ai cittadini e al territorio la nostra massima vicinanza e la massima attenzione per le esigenze della comunità. Il suo messaggio agli agrigentini? Il nostro messaggio è che l'Arma è presente, lo sarà sempre in maniera più attenta, sempre in maniera più sensibile alle esigenze della popolazione. Lei arriva da un'area nella quale c'è una grande presenza mafiosa e arriva in una provincia, quella agrigentina, dove la presenza è altrettanto importante. C'è anche la zona ovest della provincia che ha particolari contatti con l'area di Castelvetrano e con Matteo Messina Denaro. Lei che idea si è fatto di questo, intanto da osservatore? Sì, vengo da un'area ovviamente con una fortissima presenza di criminalità organizzata, ma con un contesto decisamente differente. Arrivo in un'area ovviamente delicatissima nel contrasto alla criminalità organizzata che qui storicamente e endemicamente presente. Ovviamente l'impegno dell'Arma continuerà a essere quello che è stato garantito finora, con indagini che hanno anche fatto la storia di questi territori, e ovviamente sarà un impegno che sarà guidato dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e sarà sotto la direzione anche delle procure di Agrigento e di Sciacca, quindi al fianco delle altre forze di polizia. Il territorio è un territorio che merita attenzione e noi garantiremo un rinnovato impegno da parte dell'Arma. Ha puntato il dito su Agrigento, capitale della cultura, 2025, un momento importante in cui la città e la provincia sarà protagonista di un evento, diciamo, internazionale. È un'occasione importante per questa comunità, è un appuntamento importante. L'obiettivo dell'Arma è quello di garantire sicurezza. La sicurezza è la precondizione necessaria perché ogni forma di sviluppo, ogni forma di investimento sul territorio possa avvenire in maniera corretta e in maniera più funzionale agli interessi dei cittadini. C'è qualcosa sul piano organizzativo a cui lei sta pensando o che ha già messo in pratica nelle sue precedenti esperienze che vorrebbe portare in provincia di Agrigento? Ovviamente questa è una fase iniziale di conoscenza del territorio e anche della nostra organizzazione sul territorio, ma sicuramente un obiettivo dell'Arma, che è un obiettivo ormai consolidato, è quello della vicinanza al cittadino, vicinanza nei contatti con gli studenti, con i giovani, vicinanza alle parrocchie, l'incontro con i cittadini anche semplicemente per strada per rompere le distanze, per essere vicini alle esigenze e percepire quali sono le necessità dei cittadini. A questo proposito ci sono stati anche autorevoli interventi pure nelle ultime ore, penso al procuratore della Repubblica di Agrigento che chiede maggiore attenzione. Ecco, qual è l'idea che lei si è fatto nelle sue prime ore in provincia proprio per fronteggiare meglio questa emergenza? L'impegno è massimo da parte nostra e credo che il segreto sia appunto in quello che ha detto il procuratore, nella cooperazione interistituzionale, la sinergia tra le varie componenti, tra quella della magistratura, tra le componenti dell'organizzazione della pubblica sicurezza sarà fondamentale per affrontare anche queste fasi più emergenziali. L'emergenza non è solo Lampedusa, l'emergenza è anche Porto Empedocle, perché queste persone arrivano attraverso la nave a Porto Empedocle e si sta costruendo una grossa infrastruttura che li dovrà ospitare anche contemporaneamente, quindi diciamo la sicurezza è a forte rischio nella nostra provincia, specialmente a Porto Empedocle. Sì, in questo caso la Prefettura sta fronteggiando ogni esigenza, anche le più recenti, anche quelle degli ultimi giorni, e quindi tutte le forze di polizia sono fortemente impegnate in questo settore. Per concludere, lei parlava di incontri periodici anche nelle scuole, è un contatto che voi avrete in tutte le realtà provinciali? Assolutamente, è un contatto che viene fatto attraverso i comandi di compagnia sul territorio, attraverso i comandi stazione, ovviamente vengono attagliati alle varie scuole, ai vari livelli di studenti, quindi dalle scuole primarie alle scuole secondarie. È un contatto costante su cui l'Arma investe molto, proprio perché nei giovani è importante trasmettere il senso della legalità e anche sviluppare il confronto e la conoscenza reciproca. Oggi è uscito il rapporto della DIA, ad Agrigento c'è la Pax mafiosa fra le famiglie mafiose, la Stidda e i Paraccari, quindi diciamo
c'è un dato sicuramente aggiornato? Allora, per una forma di prudenza professionale e di approccio preferirei non parlare di dinamiche che conoscerò e affronterò nel prossimo futuro. Ovviamente posso ribadire, come ho detto, che l'impegno nel contrasto alla criminalità organizzata sarà assolutamente prioritario.